È arrivato nei giorni scorsi il sospirato via libera della Giunta regionale che rende operative le nuove regole varate dal Consiglio Comunale in materia di takeaway. Oltre allo stop per i prossimi 3 anni all'apertura di nuove attività in centro storico e nelle isole di Murano e Burano, sarà quindi presto in vigore il nuovo regolamento di igiene pubblica che prevede una serie di adempimenti per i gestori degli esercizi esistenti. Partiamo certamente dal dover avere i servizi igienici a quello che è un cestino esterno, ma certamente una stretta alle maglie proprio per essere allineati a quello che anche il buon senso dovrebbe essere un principio che vige nel nostro territorio. Agli esercenti sarà chiesto poi un impegno alla raccolta dei rifiuti e alla manutenzione dell'area esterna, anche per i locali che non hanno in concessione il plateatico. Il lavoro che andremo a fare sarà quello di andare ad attenzionare, diciamo, il fenomeno proprio perché ci siano i giusti equilibri sul mercato e quindi non si vada appunto a intaccare quelli che sono aspetti anche legati al decoro e quindi a un'indiscriminata attività del cosiddetto mordi e fuggi e comunque di tutto quello che oggi abbiamo assistito. Il proliferare di attività di vendita e consumo di cibo takeaway, registra l'assessore al turismo Paola Mar, ha generato un abbassamento dello standard di qualità del prodotto e favorisce una percezione negativa non solo al residente ma anche al visitatore. Le nuove misure tuteleranno l'autentica identità della città lagunare. Ci auguriamo che questo possa concedere un'ulteriore apertura di altre attività e quindi un indice di miglioramento della qualità anche della vita dei cittadini residenti, ma non solo, anche del turismo.